basta. Amici del Messaggero Veneto, siamo ancora una volta insieme, lo vedete qui dietro il logo, dietro di me del Messaggero, ci troviamo in Viale Palmanova a Udine, proprio nella redazione, e faremo diversi minuti oggi di live in diretta con un caro amico, ormai avete imparato a conoscerlo, ormai da tantissimo tempo presente sul territorio, ma ora non solo sul territorio, perché oggi, mentre Facebook manda le notifiche un po' a tutti, quindi temporeggiamo prima di iniziare a parlare un po', a fare qualche discorso con Sergio Galantini, tra un po' dicevo non solo territorio ma anche televisione. Allora innanzitutto ben trovato Sergio, prima di sederci. Grazie. C'è una grande novità che dobbiamo raccontare oggi. La novità è nata così, da praticamente, dobbiamo dire tutto? Tutto. Allora diciamo che mi vedete su Canale 5 in prima serata, già da venerdì 21 giugno sto registrando questo evento strano che mi è capitato, mi hanno chiamato, quindi la nuova edizione della Sai l'ultima, Digital Edition si dice, possiamo dire che perché ormai si sa già, fanno già gli spot, presenta Ezio Greggio, ci sarà 3 coach, comici di livello importanti, c'è Battista Maurizio, Scintilla e Biagio Izzo, grandi ospiti, veramente una bella esperienza. 3 squadre da 5 barzellettieri, quindi siamo in 15 tutta Italia e io faccio parte di questi 15. Allora, Sergio, ti fermo perché intanto che appunto i nostri amici si stanno collegando, noi andiamo a sederci perché io ho preparato una piccola scaletta affinché le persone ti possano conoscere meglio. Roba di livello. E intanto invito i nostri amici che sono collegati qui su Facebook. Allora, amici, scrivete il vostro commento sotto il live che stiamo trasmettendo in questo momento, o se volete fare anche una richiesta a Sergio, complimenti, insulti, li accettiamo. Speriamo tanto di no. Gli insulti li cancelliamo. Gli insulti poi li moderiamo tutti, banniamo. Vado a sedermi. Allora, andiamo a sederci, sì, tutto live, tutto in diretta qui dalla redazione del Messaggero Veneto, ci sistemiamo un attimino, eccoci qua. Siamo con Sergio Galantini e allora adesso andiamo praticamente a parlare di diverse cosette. Io ho preparato un po' qui una lista e partiamo davvero giornalista deve avere. e partiamo proprio dalla storia, Sergio. Insomma, diciamo che tu nasci con un lavoro, diciamo già subito che tipo di lavoro. Questo non è il tuo lavoro, perché tanti potrebbero pensare il barzellettiere ce l'ha fatta, ora va magari in nazionale. Ci sono quelli che dicono. E raccontiamo la storia, vieni. Allora, io lavoro all'ospedale da 35 anni, questa è la storia che racconto sempre anche quando vado a fare gli spettacoli in giro. E lì raccontavo barzellettine nei reparti un po' importanti come oncologia pediatrica, geriatria eccetera, per tirare sul morale. Nel 2014 nei campi da tennis dell'ospedale, dopo ho giocato a tennis, è cominciato, uno racconta la barzelletta 1, l'altro la via, ho cominciato anch'io, mi hanno ripreso, è partita questa onda mediatica. Ti hanno ripreso con i telefonini, quindi le persone. Sì, gli amici che del tennis lì, quindi ha messo, WhatsApp, fa il giro, Facebook, eccetera. Poi questo mio amico Luca Pego è il soprannome, non mi ricordo il cognome, ma lo chiamo tutti Luca Pego, grande Luca, ha creato questo canale YouTube Galantennis. E poi un altro mio amico, www, una robe vergognosissime, un sito dove si può fare anche questa beneficenza, poi diciamo a chi, e lì è partita questa, abbiamo messo le barzellettine, questi filmatini eccetera eccetera, è partita questa cosa mediatica. E questa ha portato a far sì che io, come dicevi prima, non è un lavoro, non dovrà essere un lavoro. Ecco, spieghiamolo questo. Parte come un tuo talento, perché possiamo dirlo, è una tua abilità, quella di far ridere, e non è una cosa da poco, perché poi ci collegheremo anche alla solidarietà e come si può fare del bene facendo ridere, no? Esatto. Però è una passione. È sempre una passione, se ce l'hai un po' dentro è chiaro, però io dico sempre, raccontare barzellette fra gli amici è una cosa, quando sei su un palco di una sagra o di un teatro, io ho provato a teatro, ho fatto anche con gente di livello di Zeli, quindi l'emozione è grandissima, però dopo il primo applauso cominci un po' a liberarti. Con sala piena, full. Abbiamo avuto questa grande esperienza, abbiamo fatto Galax and Friends il ritorno, sempre per la beneficenza, però ho conosciuto comici di importanza italiana, sì, di livello alto, come ho conosciuto anche nel programma che andrò a fare, quindi è un'esperienza che io devo avere. Tu dicevi, allora il lavoro è uno stress, io il lavoro ce l'ho già, se deve essere un altro stress no. Dopo è chiaro che magari con questa onda mediatica, perché sai, Canale 5 lo vedono tutta Italia. Diciamo che da domenica non è che tu non sarai più lo stesso, ma comunque quando si va in televisione, diciamolo, no?
le cose cambiano, c'è un valore aggiunto diverso. Ma non lo so. Te lo dico io. Vabbè, se sapete, non lo so, però insomma la vita non deve cambiarmi, anzi potrebbe essere delle esperienze nuove da fare, ma sempre con, io dico sempre con semplicità e leggerezza, perché non deve subentrare nello stress né impegni incredibili. Io cerco di rimanere come sono, già la gente mi dice adesso diventerai famoso, non ci saluti più, forse non state bene a dire queste cose qua, perché io sono sempre lo stesso. Il Galax rimane Sergio Galantini. Allora, amici, se vi siete collegati, abbiamo fatto solo una introduzione, siamo partiti un po' dalla storia che tanti conoscono, ma ancora altri invece non sono a conoscenza, per cui era giusto fare un breve riassunto. Ora invece torniamo con il punto iniziale, quello della televisione. Perché siamo qui? Perché il Messaggero Veneto ha voluto ospitare appunto Sergio Galantini, perché si è preso questo onere e onore di riuscire a seguirlo in tutte le varie puntate. La prima puntata partirà, adesso tu ripeterai, praticamente venerdì 21 giugno 2019, e poi ci sono le varie selezioni e noi ti seguiremo man mano, un po' di video, un po' di giornale, il sabato o magari la domenica sul giornale vedrete com'è andata, ovviamente oltre a collegarvi in TV. Ma parliamo della praticamente concorrenza, perché tu hai sfidato o devi sfidare praticamente delle persone anche professioniste, quindi come è andata questa selezione nel nord-est? Sei l'unico? Sì. Allora, sono l'unico del nord-est e il secondo del nord Italia, c'è un amico di Salò, poi il resto da Parma in giù. È chiaro che la mia difficoltà qual è stata? Intanto quando mi hanno chiamato mi hanno detto Gala, sei fra i 15 barzelletieri migliori d'Italia, e ho detto ustia, sì, però la mia difficoltà qual è? Trasformare la barzelletta in friulano in italiano, perché il friulano non lo capisce nessuno. Tu nasci come barzellettiere friulano, mezzo triestino, ciabatin, insomma, però purtroppo là sai che ti devono vederti da Catania a Aosta, e quindi se tu dici la Volvede che sei Leon non capisce niente. Se uno dice sono che i due che si chatting, mi ha già detto cosa vuol dire, capisci? Quindi devi fare in italiano. Dopo ci sono delle regole che da seguire, comunque l'esperienza è bellissima. Abbiamo tanta gente chiaramente del centro Italia, Roma, da Foligno, Roma, Reggio Emilia, Foligno, Roma, toscani, che hanno già loro la presenza, cioè il napoletano, il romano, il toscano, il siciliano, la parlata, il sardo, che entra nel palco lì, o entra in scena, già più facilità. Comunque, ridendo scherzando, mi sto difendendo bene, non posso dire nulla. Dal 21 giugno vedrete come sarà lo spettacolo, eccetera, eccetera. E quindi andiamo avanti. Mi sto difendendo bene, le cose, insomma, io sempre con semplicità, la mia, devo dire, umiltà, perché c'è gente che vuole far carriera su questa roba qua. Io ho detto, ma guarda che i barzellettieri, non ho mai visto barzellettieri far carriera, ho visto barzellettieri che sono diventati cabarettisti, certo, come Brignano, La Persia, poi c'è anche lo stesso Pucci, e quindi, però questi fanno il lavoro. Io, comunque... dal 21 giugno su Canale 5 prima serata vedrete le cose come stanno. Bene, allora spiegato questo, dato l'appuntamento per tutti i nostri lettori, ascoltatori del Messaggero Veneto, vorrei fare un passo indietro. Tutto è nato e c'è un ruolo fondamentale, una chiave che è dato da uno strumento, un mezzo che ormai tutti utilizziamo. Diciamo che sei capitato nel momento giusto al posto giusto, se posso dirlo, perché i social network, social media, Facebook, YouTube sono stati, tu hai l'abilità e la dote, nessuno te la toglie, ma questi sono stati un grande amplificatore, me lo confermi? Com'è andata? No, ma chiaro, perché è partito tutto da Facebook, cioè io voglio fare il paragone, Sdrindola, grande artista, nato 35 anni fa se non di più, si è fatto la gavetta, eccetera, eccetera. Adesso, se non c'era Facebook, rimanevi sempre un po' nell'ombra. Ma tutte le cose adesso questi social network ti danno, ma anche i social network mi hanno dato la possibilità che la produzione della Sei l'Ultima hanno visto, loro hanno fatto una ricerca italiana sul Facebook eccetera, e hanno contattato quelli che sono su YouTube. Infatti quelli che ci siamo visti, 15 che siamo, io li conosco un po' perché li seguivo un po' su YouTube, quindi sui media. Ti faccio una domanda, eventuali visualizzazioni e il fatto che ci siano tanti like, una buona presenza online comunque ha contribuito sul pescare le persone? Sì, perché loro hanno visto un po' intanto sul canale Galantenni su YouTube, hanno visto un po' le barzellette, non so quanto hanno capito, però hanno visto che soprattutto lì del tennis tanta gente rideva, e questo qua sta dicendo vabbè. Poi chiaramente come dicevi c'è un po' la dote, un po' la faccia da
da Mona, si può dire, sì, si può dire Mona, e Si quindi può dire, si può dire. E quindi questo allora hanno fatto poi una selezione, perché da 400 siamo arrivati a 100, da 100 a 40, da 40 a 15. Io sono stato 2 volte a Cologno Monzese per la selezione. Sai, loro ti dicono lei sapremo dire, come quando vai a cercare un lavoro, ho detto non mi prendono. La seconda volta sì, se vuole tornare perché dovremmo parlare, vabbè, le sapremo dire. Poi mi è arrivata telefonata 6 fra i 15 Barzelletti d'Italia. Bella Quanta emozione, Sergio, sì, in questa cosa qua. E insomma, andiamo avanti, perché tutto questo non è fine a se stesso, ma il fatto che sei partito, il fatto che fai le serate, si unisce a un grande tema. Oltre ai social media, alla comunicazione, si unisce la solidarietà. Dovete infatti sapere che Sergio, quando va e quando organizza delle cose, praticamente ha una grande partnership cosiddetta con un'associazione che fa assolutamente del bene. Quindi i fondi, anche i ricavati delle cene, tutte le volte che tu fai ridere qualcuno, stai letteralmente aiutando in maniera pratica qualcun altro. Sveliamo chi aiuti attraverso che cosa. Questa è un'esperienza nata appunto a una festa di questa associazione, si chiama Luca On, lo segue i bambini oncologici, e al loro pranzo mi hanno invitato, e lì mi sono avvicinati questi bambini, qualcuno guarito, qualcuno ammalato, qualcuno purtroppo che l'anno dopo non ho trovato, e mi hanno un po' preso il cuore. E allora io ho detto, ma perché non metto a disposizione questa mia esperienza di hobbistica o come vuoi chiamarla, per dare una mano a questa situazione. E sono riuscito a mettere in moto un po' questa mia solidarietà dando a Luca Onlus. Non ho l'esclusiva con la Luca Onlus, però i ricavati che io prendo, con anche la vendita delle braccialettini, une robe vergognosissime, o le magliette che trovate all'Errea, via Tricesimo, uno dice non fa pubblicità, ma se è una pubblicità che serve a fare del bene io la faccio. Quindi se volete la maglietta vergognosissima all'Errea Tricesimo, e date tutto, va tutto a questa associazione. E devo dire che in 4 anni che mi sono andato a fare ho raccolto abbastanza per una mia soddisfazione personale, ma anche perché poi ho conosciuto tanti bambini che mi hanno dato coraggio, e soprattutto nel cuore rimane sempre Samuele, che è un bambino che non c'è più e che abbiamo dedicato al teatro, al Giovanni da Udine, l'ultimo spettacolo, con una grande, abbiamo fatto ridere ma abbiamo fatto anche piangere, perché sono le due secondo me cose belle della vita. Piangere, questa cosa, se posso testimoniarla ai nostri lettori, l'ho provata, eravamo a Monte di Buia e c'erano anche, pensate, c'era Sergio che intratteneva un pochino, raccontava le varie barzellette, ma pensate che in mezzo a queste persone che ridevano c'erano anche i genitori di bambini che non ci sono più, e quindi questo spirito di gruppo, di diciamo continuare a ridere, aiutare, ecco, mi viene la pelle d'oca quando ne parlo, vedi veramente, perché non c'è la barzelletta fine a se stessa, ma c'è un gruppo di persone che vanno avanti, danno una mano a chi è in difficoltà, e effettivamente tu li vedi gente con sofferenza però col sorriso, e questa è una roba che a me ha colpito, perché sai, poi lavorando in ospedale eccetera, tante volte uno dice sì, non ci pensa a queste cose perché uno sta bene, dice, però sai, magari sarebbe qualche volta qualcuno che magari si lamenta per qualcosa, fare un giro ma rapido dentro l'ospedale, vedere un po' di sofferenza, esce fuori che dice ma forse, però sai, ognuno vive la sua vita a modo suo, ecco. Certo. E allora ancora una cosa, parliamo del tuo lavoro principale, perché è una cosa importante anche lì, c'è una cosa curiosa che dovete sapere, perché questa esperienza, la passione, il fatto che abbia questa dote, questa abilità Sergio di raccontare barzellette, far ridere, poi aiutare, come abbiamo sentito, le persone un pochino più deboli, in questo momento più fragili come i bambini, grazie alla Luca Onlus, e mi è capitato, o sarà capitato anche a voi, di incontrare Sergio all'ospedale, di andare a bere un caffè e non riuscire a parlarci perché le persone lo fermano, lo riconoscono, tu sei quello delle barzellette e quant'altro. Oppure, una cosa ancora un po' più specifica, andare in qualche corsia con magari qualcuno che non sta bene, e anche lì fare una battuta, una cosa, rompere quella sorta di ghiaccio che c'è a volte nelle sale degli ospedali. Racconta questa esperienza, come la vivi? Mi è capitato, tanta gente, siamo in Friuli, siamo pochissimi, per esempio tornando indietro, noi siamo 1,5 milioni in tutto il Friuli. Io gareggio perché è una gara, quella che vedete la serie l'ultima, dopo tutto è una gara che arriverà uno a vincere, però io mi scontro con gente dove vive, che ha 4 milioni, 5 milioni di abitanti nel paese, cioè se fosse stata la votazione italiana, cioè da casa, non è che invece votano la gente che è lì, quindi poi la gente è difficile da capire come vota eccetera, però l'esperienza è bellissima. Sì, è vero, mi fermano, faccio il selfie, se una volta ti chiedevano, allora fai il selfie veloce così colà,
tante volte vai nei reparti, io perché sono addetto al servizio di prevenzione, e allora magari vai a fare un lavoro in un reparto e senti Galantin, Galax, magari uno in ortopedia con la gamba, allora dici cosa hai fatto? Mi firmi il gesso, sono piccole, regalo l'adesivo che abbiamo fatto l'adesivetto, così e tiri su un po' il morale, torno a trovarmi e così se riesco passo volentieri e magari ecco così, anche perché così il 21 giugno quelli che sono ricoverati vedono Canale 5 e fanno 4 risate. Allora un messaggio, perché ci sono tantissime persone secondo me in questo momento che stanno poco bene o che sono all'ospedale o fanno parte dell'ASOIUD, no? L'azienda per cui sei dipendente, che sabato sono collegati in questo momento in live sulla pagina Facebook del Messaggero e gli lanciamo allora questo invito di seguire Sergio. Bene, facciamo il tifo per lui quando... No, sì, dovete fare il tifo per me perché sono l'unico di qua, dopo se tutto so. E allora, e allora dal 21 giugno, quindi venerdì 21 giugno, dalle 21:20, prima serata, Canale 5, la 6 l'ultima, presenta Ezio Greggio, tantissimi ospiti e ci sarò anch'io a gareggiare con gente c'è gente molto brava, gente... Poi sai lì la televisione non è come raccontare barzellette in un palco che è sempre emozionante, magari con tanta gente, eccetera. Quanto ti mette in difficoltà il fatto di essere davanti alle telecamere, sapere che vai in nazionale? Allora, non è tanto la difficoltà, perché il primo impatto è questo studio meraviglioso, queste luci, queste telecamere, sei tu in 2 minuti, 1 minuto e mezzo, 2 minuti, massimo 2 minuti e mezzo, devi farti vedere, devi salvarti, devi vedere... Però è l'ambito, no? Perché ci sono dei tempi televisivi, c'è un'esperienza, la gente vede, però dietro c'è un'organizzazione, una cosa veramente spettacolare. Cioè io avrò ricordi di questa esperienza, sì, la trasmissione, sì, sono andato in televisione, ma soprattutto il retroscena, il retro spettacolare. C'è qualche aneddoto dalla prima selezione, qualcosina? Sì, già il fatto che mi dicono Galax dalla truccatrice, io ho detto, ma per cosa? Cioè, Galax dal parrucchiere, ma per cosa? E lì il costumista, cioè, sono belle esperienze che porterai sempre dentro. Era da fare magari tanti anni prima, però ogni momento ho il suo tempo, dico giusto, so. Esatto. Come avevi detto prima, al momento giusto è arrivata la cosa. Bene amici, no, adesso noi chiudiamo, praticamente siamo già da 17 minuti circa che siamo insieme qui sulla pagina del Messaggero, oggi da Viale Palmanova, dalla redazione udinese, proprio per parlare insieme a Sergio Galantini, per lanciarlo, dagli l'in bocca al lupo per sabato, perché lo vedrete, lo diciamo ancora una volta, su Canale 5, per venerdì, scusate, 21, e poi volevo dire che tra sabato e domenica... Sono 6 puntate... Non dico nulla perché bisogna vederle ogni puntata, insomma venerdì sera è una trasmissione estiva, bella fresca, piace, è una bella edizione. Come ti sono sembrati i conduttori, le persone che hanno lavorato con te? C'è stata tensione? C'è stato... Come secondo te? Ezio Greggio, professionista serio, poi gli altri anche, i 3 comici, poi gli ospiti non possiamo dire perché li vedrete serata per serata. Io ho conosciuto gente veramente che noi vediamo in televisione, io li ho conosciuti di persona, già questo per me, cioè già essere fra i 15, io ho detto Galantini sei fra i 15, sono già arrivato io. Però guardate dal 21 giugno. Canale 5, la 6 l'ultima, Galax. Ciao. Amici, allora grazie al Messaggero. Ci fermiamo qui, grazie a Sergio di essere stato con noi qui in redazione. Ora noi proseguiamo, ma comprate il giornale, sabato e domenica andate in edicola perché vi racconteremo qualcosa della puntata. Ci sarà, loro lo vedremo come andrà. Ok. Siamo un po' di suspense. E noi ci rivediamo invece la prossima settimana perché vi racconteremo tutto il viaggio di Sergio Galantini, poi unito ovviamente anche alla solidarietà sulla quale spingeremo moltissimo. Grazie. Ciao a tutti, ciao amici, ciao.